Front Furlan, Front National, insomma c'è qualche cosa che vi lega in comune con Le Pen? Ma diciamo che noi non abbiamo le ambizioni o la possibilità di avere le ambizioni a livello nazionale. Per noi la nazione è in realtà la nazione Friuli, quindi molto circoscritto dal punto di vista anche geografico. Poi bisogna tener conto che in Italia ci sono due handicap. Uno è dovuto al fatto che non esiste più la democrazia, cioè lei lo sa meglio di me che ormai Napolitano... Lo so cosa voleva dire lei, ma d'altronde c'è una vecchia canzone che dice voulez-vous fare la napoletà, ma sei nato in Italia, caro mio. Bravissimo, purtroppo condivisibile al momento. Poi c'è un'altra cosa da dire, che in effetti in Francia hanno semplicemente applicato il buonsenso, cosa che da noi è difficile da applicare, in quanto è difficile applicare le regole che non esistono, cioè basta vedere, noi aumentiamo le spese pubbliche e gli italiani aumentano perfino il pagamento delle tasse più 3% in 10 mesi e i partiti giustamente hanno ottenuto 10 milioni in più di rimborso immediato. Ma secondo immediato. lei questa scossa francese può servire non solo a far alzare le orecchie, come si dice, ma a dare una spinta ulteriore per far capire anche ai nostri politicanti che se la gente vuole il popolo è sovrano? Ma io spero, c'è stato il 68 che purtroppo non è finito molto bene, gli strascichi attuali diciamo l'hanno un po' molto anzi depravato. Io spero che questo cambio di indirizzo faccia partire un'ondata che coinvolga anche noi friulani. Torniamo invece d'Oltralpe, dunque torniamo oltralpe, dunque torniamo in pianura nella vecchia Gallia cisalpina, anzi cispadana per essere più precisi, o come la chiamavano all'epoca, i romani dicevano così, insomma Transalpina era di là, Cisalpina era di qua. Senta una cosa invece, cosa ci propone sabato il fronte friulano? Perché so che state raccogliendo alcune noi firme sabato usciamo con questo volantino che praticamente è un sondaggio mirato agli istituti scolastici superiori del centro studi di Udine, dove chiediamo ai ragazzi cosa propongono per la scuola, cosa propongono per il lavoro e cosa che forse riscontrerà più successo se sono favorevoli o meno a dare una valutazione ai loro insegnanti, cosa che non è mai stata proposta, cioè tutti vengono valutati tranne gli insegnanti, vengono Voi semplicemente sarete a fare volantinaggio dove per quanto riguarda? Ma noi cominceremo testando proprio il centro studi di Udine e la mattina daremo i volantini e poi all'uscita di scuola effettueremo la raccolta e poi pubblicheremo i risultati. Senta, una battuta al volo, ha visto ieri sera su Ballarò proprio, a chiusura di Ballarò c'è stato questo servizio con i commercialisti di Milano che vanno nelle scuole elementari a insegnare che bisogna pagare le tasse ai bambini. Ma, ha avuto occasione di vedere questo servizio? No, non ho avuto occasione. Non si è perso niente, guarda. Ma guardi, io sono dell'idea che le tasse giuste andrebbero pagate, ma andrebbero pagate da tutti. Dirò di più, per mettere a posto le cose basterebbe una riunione fatta da Confcommercio, Confartigianato e Confindustria assieme ai sindacati, dove se si volesse con il governo dall'altra parte del tavolo si potrebbe mettere a posto tutto, semplicemente parlando di tassazione oppure rinunciando alla tassazione. Insomma, come dite voi, Vonde Monadis, grazie a Rino Specogna per la sua partecipazione, grazie a voi gentili telespettatori e telespettatrici per la visione e l'ascolto. Andamento borsistico, suggerimenti ai nostri amici silenziosi, adesso Conforti con le ultimissime dal Veneto, poi a seguire